Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti anche quest'oggi a TV7 Match, 12 mesi dopo e 12 milioni di euro anche dopo. Siamo arrivati all'anniversario del referendum per l'autonomia. Buonasera Armando. Buonasera. 12 mesi e 12 milioni perché è quello che abbiamo speso. No? Va bene, ma l'importante è capire se i veneti vogliono l'autonomia oppure se vogliono mantenere uno stato attuale, che è quello di, per certi aspetti, non avere sufficiente libertà di decisione. Cosa vuol dire autonomia? E questo è il grande problema, perché l'autonomia è un concetto abbastanza vago, invece bisogna capire come il Veneto si distinguerà dal resto dell'Italia, ma nello stesso tempo si integrerà con l'Italia in un'altra maniera. Quale sarà? E questa certo, nella politica veneta e nella politica nazionale, stabilire quali saranno i rapporti futuri, non solo a livello legislativo ma anche a livello di risorse, perché quello è la cosa più importante. È la parte e importante. Quindi diamo via ai nostri ospiti, che sono qui per raccontarci quali sono le loro opinioni. Li presentiamo subito, sono gli ospiti con i quali appunto faremo il quadro della situazione, a che punto si è e se veramente arriverà questa autonomia. Allora iniziamo a presentare Fabrizio Boron, buonasera, consigliere regionale della Lega a Palazzo Ferrofini. Buonasera, grazie di essere qua. Al suo fianco Loris Palmerini, buonasera Palmerini, fondatore dell'associazione Aggregazione Veneta, giusto? Dopo ci spiegherà chi siete. Poi buonasera ad Andrea Martellato, buonasera, è il sindaco di Fiesso d'Artico e del direttivo di Anci Veneto, grazie anche a lei di essere qua. E poi abbiamo l'avvocato Alessio Morosino, buonasera avvocato, buonasera, grazie anche a lei di essere qua, ricordiamo fondatore di Indipendenza Veneta. Allora, come sempre però noi prima di iniziare il nostro dibattito sul tema della serata abbiamo le nostre ricorrenze storiche. Questa è una ricorrenza tra l'altro che è particolarmente sentita. Abbiamo scelto apposta sì, certo, per mantenere il tono della trasmissione. Allora, la battaglia di Lepanto, di cui si parla tanto ma in realtà poco si sa. Quindi ai nostri telespettatori e ai nostri ospiti l'ardua sentenza. Allora, innanzitutto la sigla di Memorandum, la sentiamo assieme. Memorandum, storia e memoria. 7 ottobre 1571, la battaglia di Lepanto. La flotta della Lega Santa sconfigge quella ottomana, ritenuta all'epoca invincibile. Sì, una battaglia sicuramente significativa, l'ultima grande battaglia probabilmente, anzi viene considerata l'ultima importante, la battaglia più importante con imbarcazioni a remi tra l'altro, no? Perché allora ci si muoveva così. Ma sentiamo in questo servizio brevemente che cosa è successo all'epoca. 7 ottobre 1571, la battaglia di Lepanto. Nel Golfo di Corinto inizia una delle più grandi battaglie navali che la storia ricordi. A fronteggiarsi la flotta dell'impero ottomano e quella delle maggiori potenze cristiane federate nella Lega Santa. Alleanza voluta da Papa Pio V e composta da veneziani, genovesi, Stato Pontificio e spagnoli. Lo scontro rappresentava l'estremo tentativo da parte del mondo cristiano di arginare l'espansione dei turchi che solo nell'ultimo anno avevano invaso l'isola di Cipro e conquistato Nicosia. È l'ultima grande battaglia navale della storia, un evento epico. 150.000 uomini imbarcati su 400 navi. Il ruolo della Serenissima fu determinante. Su un totale di 209 galee della Lega Santa, 105 erano della Serenissima, con una potenza di fuoco di 1805 cannoni, anche questi per metà veneziani. Sulle navi stavano 28.000 soldati, 13.000 marinai e oltre 43.000 rematori. Alla fine la vittoria della Lega Santa fu
schiacciante grazie ad un'abile manovra del comandante veneziano Sebastiano Venier, che diventerà poi doge. La battaglia di Lepanto mutò per sempre gli equilibri nelle acque del Mediterraneo, facendo perdere alla flotta ottomana quella fama di invincibilità di cui fino a quel momento aveva goduto. Ecco, questo molto in sintesi quella che è stata la battaglia di Lepanto. Palmerini vuole dire qualcosa su questa battaglia, sicuramente, come dicevamo, cui Venezia ha avuto un ruolo determinante. Sì, appunto è appena stato ricordato che la maggior parte, o più della metà delle imbarcazioni messe a disposizione della Lega Santa in realtà erano veneziane, fra le quali c'erano le galeazze, che erano delle navi chiamate navi castello, erano praticamente inespugnabili e molto alte, per cui non venivano facilmente assaltate, e oltretutto avevano cannoni tutto intorno, compreso a poppa e a prua, per cui erano veramente invincibili. Purtroppo a Lepanto nella battaglia di Lepanto viene dimenticata la figura di Bisanti, che era un sopracomito che praticamente di l'attuale Cattaro, no? Kotor Cattaro, che al comando di una galea composta di tutti marinai croati, dalmati, riuscì a tappare la falla provocata nel corno destro centrale della battaglia dall'improvvida manovra di Doria, che per salvare le proprie navi aveva creato la possibilità di Occiali, che era in realtà un calabrese passato nelle file musulmane, praticamente aveva creato un varco e questa nave fu completamente distrutta e si riuscì a ricompattare la flotta e quindi poi a vincere. Senza quella manovra, con la perdita di tutta la nave e anche del sopracomito Bisanti, probabilmente sarebbe anche finita. E questo è stato un grande eroe dimenticato. È una battaglia che ci insegna una tempra di uomini. Quello che è importante della battaglia, che poi c'è stato ancora un secolo di guerre, si è arrivata un secolo dopo ad avere ancora gli ottomani alle porte di Vienna. Bisogna ricordare che prima ancora c'era stata la resistenza di Marcantonio Bragadin, che ha dato modo a Cipro, no? di resistere quel tanto che bastò per creare questa flotta, che in realtà si trovò anche per strada quando poi Marcantonio Bragadin fece un accordo che naturalmente non fu rispettato. Quindi è una storia che ci insegna una dignità, un eroismo, anche un sentimento patrio dei veneti e poi però bisogna andare a vedere che cosa hanno fatto questi ottomani. Per concludere velocemente, se andiamo a vedere la loro efferatezza, come è stato poi per esempio trattato anche proprio Marcantonio Bragadin, sembra di vedere l'ISIS di oggi. Certo. Martellato, è vero che è una storia che si conosce poco? Sì, in effetti è una parte della nostra storia molto importante, credo, nostra inteso come storia veneta e veneziana anche, che si conosce poco e sarebbe magari da ricordare di più nei libri di storia, ma in quelli che si studiano a scuola, perché a volte è lì che dopo le cose ti rimangono, poi magari se sei curioso le vai a studiare, le vai a approfondire, ma se ci sono all'interno di un percorso scolastico penso che dovrebbe essere approfondita ancora di più. Mia figlia, che fa la terza media, è stato 15 giorni fa un po' che ci ha svolazzato sopra, ecco, mettiamo così, però sarebbe bene sapere approfondire la questione, sapere il perché e tutto anche quello che arriva prima del fatto della partenza delle navi e di tutto il resto, ecco, non tanto per giustificare, ma tanto per dare una motivazione perché anche Pio V abbia portato a fare questa missione, questo incarico, insomma. Certo, ecco Morosini, è anche una data importante, una battaglia importante da ricordare e da spiegare ai giovani, anche per capire che cos'è Venezia. E che cos'era Venezia appunto ai tempi della Serenissima. Io credo che la memoria storica sia un patrimonio fondamentale della cultura di tutti i popoli e di tutte le persone. È indubbio che per quanto ci riguarda noi della cultura di quella che è stata l'immensa mitica realtà della Serenissima nelle nostre scuole, nelle nostre
università non c'è minimamente traccia, qualcosa si è fatto ultimamente, c'è l'avvocato Ivone Cacciavillani al quale va un pensiero riconoscente, che da anni si batte perché sia riportata nelle università del Triveneto quantomeno una facoltà con un dipartimento di storia che tratta della immensa realtà ordinamentale della Repubblica Serenissima, perché lui la definisce, a me è molto piaciuto, il professor Casem probabilmente potrà meglio esporre, lui dice che il monumento di Venezia è la prova della importanza, della grandezza dell'ordinamento. A un monumento di quel livello non poteva che corrispondere un ordinamento così grande, è la massima sintesi di tutto, non nasce nulla a caso. Per creare quello che si è creato a Venezia vuol dire che c'era un ordinamento che aveva, per esempio quello che oggi si parla, il check and balance, l'equilibrio tra i poteri. A Venezia c'era per esempio una idea che ancora oggi qualcuno non vuole riconoscere, la temporaneità delle cariche. Non c'era nessuna carica che andava oltre i 2 anni ed era già un tempo lunghissimo, duravano 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni per esempio. Oggi si discute tanto, oggi abbiamo i professionisti della politica, all'epoca della Serenissima era un divieto assoluto. Pensiamo alla stessa elezione del Doge, con che meccanismo farraginoso, complesso, che dei matematici hanno studiato, se andate anche su internet trovate gli approfondimenti in ordine alle modalità di elezione del Doge, e hanno trovato che con formule matematiche che è impenetrabile, cioè non c'era nessun modo per designare a priori che il professor Casem diventasse il 121esimo Doge, per dire, no? Non c'era, era fatto in modo tale, attraverso ballottaggi, esclusioni, inclusioni, tutta una serie di passaggi. Pensate che la stessa elezione del Presidente degli Stati Uniti attualmente, con i caucus, con le riunioni, si rifà grandemente a questo strumento di elezione. Insomma, abbiamo contaminato il mondo e oggi siamo ridotti a una provincia di un'Italia fallita. Credo che ne abbiamo molto da dire. Certo. Ha perfettamente ragione, perché pensare che una città che faceva all'incirca 150.000 abitanti aveva costituito un impero, e ancora adesso i nostri allievi, i nostri nipoti e figli non sanno quanto grande fossero i possedimenti di Venezia. E allora si parla tanto, si fa la storia e anche film e serie televisive su Firenze, che per carità ha avuto una sua storia, ma dal punto di vista architettonico, giuridico e storico non c'è paragone. Questo non è una concorrenza, una sorta di visione, è prendere atto che c'è stata una realtà che a quell'epoca era sgradevole a tutti, ma soprattutto alla Chiesa. E questa battaglia, e io sono contrario alle guerre, però l'ha vinta Venezia, quindi onore a Venezia, perché a un certo punto di fronte a certe situazioni non si può tornare indietro, trovi il nemico e devi affrontarlo. Ma fu Pio V a istigare la guerra, pensando che gli spagnoli, francesi, eccetera, si alleassero, quindi creare una forza tale da poter sconfiggere un'armata, una flotta come quella imperiale, che era enorme. Però quelle navi avevano dei difetti, questo è un altro discorso. E la strategia fu grande. Quello che è importante è che ci vorrebbe un maggiore approfondimento come dovere nei confronti delle future generazioni. Certo. Non si può dimenticare. Moronna. Prego. Sappiamo benissimo, penso tutti quelli qui presenti, perché hanno conoscenza storica di cosa è stata Venezia, no? Però ricordare Venezia nel suo splendore, nella sua forza, bisogna avere il coraggio di pensare al domani, cioè di proiettarla nel futuro, perché altrimenti rimane solo un libro, ovviamente scritto, magari che qualcuno legge, altri no, e invece noi dovremmo avere la capacità di prendere queste nostre capacità e proiettarle, ed è quello, per carità, nel ruolo che io sto svolgendo in Consiglio regionale
in questa legislatura, che è particolare per il referendum, che è particolare per molte cose, però dei piccoli segnali che sembrano piccoli, ma secondo me non sono piccoli, ma sono semi che si piantano fondi nella terra, è quello che ad esempio lunedì è avvenuto, no? Questa firma del protocollo d'intesa fra il Presidente Zaia e il Ministro dell'Istruzione, dove si dice finalmente si squarcia un qualcosa che, per chi, guardate, io sono della Lega da 27 anni, quando Morosini era nella Lega non si ricorda, ma io ero un giovane ragazzo militante della Lega, e era impensabile che nel panorama dell'istruzione italiana di questo paese ci fosse un giorno una possibilità di introdurre un seme, che è quello di portare finalmente qualche testo, qualche libro, studiare questa millenaria storia, anche se in qualche spazio, cioè io ricordo benissimo mia moglie che si è laureata all'Università di Padova, ha fatto un esame all'Università di Padova di storia sul suo percorso di laurea, e il professore, non mi ricordo come si chiamava, però mi ricordo benissimo che mi portò a casa il libro e parlava di servizi segreti di Venezia, perché li ha fondati Venezia, quindi importantissimo. No, quindi ci sono dei lampi, no, all'interno del sistema che in qualche modo squarciano il buio, che è quello di storia su Venezia e sul Veneto, che vengono portati avanti. Oggi forse è venuto un passo deciso diverso, che è quello di istituzionalizzare un qualcosa, di dire è ora che all'interno del sistema scolastico non ci sia più questo tabù, no, questa quasi... E quindi la storia del Veneto possa essere raccontata, certo, perché e studiata. Io, quando poi è quasi una droga studiare la storia del Veneto, perché ti riporta a conoscere e a scoprire talmente tante cose che oggi noi utilizziamo e diamo per scontato, che invece in quegli anni sono state create ed erano veramente un lampo. Io penso alla società per azioni, no? Il sistema della società per azioni, che oggi è normalissimo conoscere, fu inventata in quegli anni per dividere il rischio delle emissioni delle navi mercantili verso il Mediterraneo. Penso alla prima grande fabbrica fordista, l'Arsenale, cioè una fabbrica nata su kit di montaggio, perché le navi erano pronte, kit di montaggio, e si costruivano. Penso al primo centro commerciale della storia, ce l'abbiamo qui a Padova, sotto il Salon, cioè, no, è un embrione di un centro commerciale, ed è vero quello che diceva Morosini, cioè il fatto che l'America è stata ha copiato molto da quello che è, forse anche questo è il legame che noi abbiamo sempre avuto con l'America, perché l'America è stata quella che ha impersonato di più certe parti della nostra storia, il sistema di comando stesso politico, certo. Cioè ovvero che ci sia il presidente, no, il Doge, il presidente che governa, e a metà mandato c'è le elezioni delle Camere, perché possono creare il contropotere nel momento in cui tu non stai governando bene, cioè perché in America non è un caso che si vota il presidente e a metà mandato si fanno le elezioni delle Camere. Quindi altri all'estero hanno saputo fare molto più di noi, insomma, sulla storia veneziana. Appunto, per esempio l'architettura della Casa Bianca è copiata da strutture venete, ville venete, se voi vedete c'è una somiglianza totale, e soprattutto diciamo che quello che arricchisce Venezia è la Quarta Crociata, che dimostra quello che si diceva prima, il Fordismo, quello che in America si chiamerà poi all'inizio del secolo scorso il Fordismo, cioè la costruzione, la catena di montaggio era già in atto nell'Arsenale di Venezia, le do perfettamente ragione. Difatti quando arrivano i francesi, Venezia ha bisogno di fare 400 navi per fare la crociata, la Quarta Crociata, e lo fanno in un anno, vuol dire che usciva più di una nave al giorno. Cioè, una volta iniziata la catena di montaggio, lo sfornare, e c'era il bacino dell'Arsenale che a mano che la nave procedeva veniva armata, e quando usciva era finita l'armatura, cioè le vele, tutto il resto, i remi e tutto il resto. Ma quello che, tornando alla battaglia di Lepanto, quello che è importante è che Venier toglie i rostri alle navi,
perché il rostro era era il siluro dell'epoca, potevo sfondare la nave nemica se riuscivo a prenderla di pancia, ma è poco manovriera, perché hanno già montato i cannoni, e quindi è la vendetta dei veneziani nei confronti della conquista quasi un secolo prima di Costantinopoli, quando usano quel grande cannone che lanciava proiettili di granito del peso di 600 kg. 6 quintali, ed è quello che sfonderà le mura di Costantinopoli. E i veneziani sono i primi a creare le vere e proprie bombarde, le prime cannoniere, e sono quelle che sono determinanti poi. Per quanto riguarda Andrea Doria, scappa, trova l'occasione, fa una specie di attacco-fuga e scompare completamente, quindi salva tutte le sue navi, e diciamo che i genovesi in questo senso danno un insegnamento abbastanza negativo. L'altro aspetto è che il ricordare la battaglia di Lepanto è una memoria importante per i giovani, ma soprattutto perché Venezia non è Venezia se non ci sono i veneziani. Cioè, noi continuiamo a parlare di Venezia come se i veneziani fossero un accessorio. Se non ci sono i veneziani l'hanno costruita mattone su mattone, pietra su pietra, hanno fatto tutto quello che si poteva fare all'interno di una palude, perché una volta era una palude, e hanno costruito una cosa fantastica, non ce ne sono due al mondo. Ma se non ci sono i veneziani è un museo a cielo aperto, manca l'interesse reale di vivere la città, e allora cosa diventa? Un bread and breakfast, cioè io affitto la mia casa, vado a stare a Marghera o vado a stare da un'altra parte perché ci guadagno. Ma questo tipo di sfruttamento della città è una demolizione della memoria storica di Venezia e di vivere Venezia. Perché una città deserta come è Pompei non serve a niente, è uno spettacolo inesistente, posso immaginare. Venezia può stare in piedi e può essere conservata se c'è un interesse sul territorio. Questa è la cosa più importante, e è per questo che bisogna raccontare la storia di Venezia e soprattutto creare uno spirito di Venezia nei veneziani che sono rimasti o in quelli che vanno a abitare. Quindi non solo lo sfruttamento, stiamo sfruttando le bellezze dei nostri avi, che è una cosa allucinante. Vi facciamo vedere dove dormiva il doge, dove andava a fare pipì il doge, non esiste. È come dire, non so, andiamo in Parlamento a vedere dove una volta si riuniva il Parlamento italiano. Cioè, siamo all'assurdo. Venezia va ricostituita nelle sue bellezze, non solo, ma la sua organicità e funzionalità. E giustamente, come diceva prima Morosin, c'erano incarichi che duravano 3 mesi, i ciamadi non potevano essere avvicinati da nessuno, ed erano i giudici, lì arrivavano tutte le lettere che naturalmente tutti scrivevano e denunciavano cose che andavano contro l'interesse pubblico, e stava al ciamado di giudicare se queste esposizioni da parte di veneziani che erano preoccupati di qualcosa fossero vere, constatare la veridicità e prendere provvedimenti in tempo reale. Dopo 3 mesi li mandavano via, lo sostituivano. Perché? Perché avevano calcolato che dopo 3 mesi era comunque corruttibile. Questa era Venezia. I veneziani avevano già capito, no? Avevano già capito come sarebbe andata a finire. Allora ci fermiamo qui, chiudiamo qua questa pagina dedicata alla ricorrenza storica, però l'appuntamento è tra qualche minuto dopo la pubblicità per parlare allora di questo anniversario sul referendum per l'autonomia e anche di quella che è un po' stata la sfida, no? Tra l'autonomia e il consenso. Dunque cercheremo anche di capire le varie dinamiche dietro tutta questa manovra, tra poco, dopo la pubblicità.